Dopo la frana è tempo di rimboccarsi le maniche, sì perché gli ingenti danni alla linea ferroviaria e la carreggiata della Valsugana causati dal grande masso caduto dalla parete rocciosa a San Marino di Valbrenta hanno messo in stand-by il traffico nell'intera area e dopo l'incontro in prefettura tra ANAS, Ferrovie, Trentino Trasporti, la provincia di Vicenza, forze dell'ordine, sindaci dei comuni interessati, Romano di Zelino e Valbrenta, il piano d'azione sembra chiaro. È emerso chiaramente che su ci sono ancora parecchi metri cubi di materiale che incombono sulla ferrovia e sulla statale. Quindi ANAS si è dimostrata assolutamente attiva e pronta a risolvere il problema sul viadotto, ma a condizione ovviamente che venga messo in sicurezza il versante così da poter operare. Lavori che non saranno conclusi prima di un mese e mezzo. Le stime sono di circa 45 giorni perché adesso è stato dato un incarico appunto per una progettualità che abbia ad oggetto il versante e poi vengano fatti i disgaggi, venga fatto saltare diciamo, il materiale che incombe oppure vengano diciamo, chiodate questi sassi. E se per sistemare la parete la previsione di circa 45 giorni, la chiusura del tratto ferroviario sarà sicuramente maggiore a causa degli ingenti danni, date ancora ipotetiche visto che la parete rocciosa è ancora a rischio frane. C'è un rischio frana importante, tra l'altro nei prossimi giorni hanno messo pioggia battente o forse anche neve, quindi non sono nemmeno condizioni ideali per questo tipo di lavoro, anche perché questi cambi importanti, cambi di temperatura, sono quelli che probabilmente hanno causato questo tipo di frana e quindi possono causarla di nuovo. E dopo l'incontro di ieri in prefettura, pronta un'ordinanza. D'accordo con tutti gli enti, l'intenzione è quella di chiudere la comunale salvo esenzioni. Quando? È un'ordinanza che noi faremo nella giornata di oggi e al massimo domani. Nulla cambia al momento per i mezzi pesanti, continua infatti la viabilità su Feltre, novità invece per la circolazione degli altri veicoli. Possono arrivare fino a Carpanè se devono andare a Carpanè sulla statale che non è chiusa, ovviamente invece provenendo da nord e da sud sulla provinciale comunale potranno circolare solo gli autorizzati che indicativamente, ma appunto perché l'ordinanza non è ancora stata emessa, saranno i residenti, le persone che si devono recare al lavoro, i mezzi di soccorso, i mezzi sostitutivi di autobus, le corriere e i mezzi sostitutivi dei treni e quanti insomma hanno delle necessità certificate di dover raggiungere la nostra comunità.